Amici bellini, perdonate un po' il ritardo, volevo farvi arrivare questo video di mattina come il classico, come si fa classicamente dopo le partite, però dovevo riflettere un attimo, non volevo dire sciocchezze per quanto riguarda la questione dei tifosi e sapevo che poi in mattinata sarebbero arrivate nuove notizie. Parliamo però soprattutto di campo, quindi cominciamo. Allora, amici bellini, è tosto, dobbiamo leccarci le ferite e ricominciare, ripartire come il Napoli ha fatto già in passato. Non è il primo stop, non è la prima sciuliata che capita al Napoli e quindi con calma analizziamo le cose che ci sono da analizzare. DJ Checco featuring DJ Manu, benvenuti tutti e due sul canale e tutti i nuovi iscritti che hanno voglia di approfondire, che lasciano i like per cortesia. Non so, a volte sono like che uno dice dell'entusiasmo generale. In questo momento l'entusiasmo è un momento sotto ai tacchi, però prima di parlare degli screenshot vi voglio far vedere delle azioni proprio di campo, fare le pagelle, parlare un pochino di quelle che possono essere state le motivazioni che hanno portato a questa sconfitta pesante. Con un abrabam tattico vorrei anche darvi un attimo il quadro della situazione, perché poi non vorrei mettere in discussione quello che ha fatto il Napoli finora. Questa era la situazione dell'anno scorso alla 28esima giornata. Noi avevamo nei video precedenti analizzato la situazione alla 27esima e già alla 28esima cominciò a delinearsi quello che poi sarebbe stato il finale del campionato dell'anno scorso, con il Milan vittorioso, l'Inter seconda, il Napoli terza e la Juventus quarta. Poi quest'anno ovviamente la Juventus è sempre un'incognita, ma in questo momento guardate c'era equilibrio 60, 58, 57 e 53. Adesso il Napoli 71, 55 per la Lazio, che è clamoroso, però il Milan a 51, il Milan fa un'impresa a batterci con 20 punti di distacco, erano a 23 punti di distacco, e la Roma a 50, poi con l'Inter anche a 50. Però quello che è importante far vedere sono le vittorie. All'epoca noi avevamo 5 sconfitte, 6 pareggi, in questo momento noi abbiamo 3 sconfitte e 2 pareggi, quindi il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario e non dobbiamo dimenticarcelo. Come ha fatto il Napoli qualcosa di straordinario? Con il lavoro, con l'abitudine a vincere, stando lì ci sono meno pressioni, stando sempre in avanti, crei distacco e ti porti avanti con il lavoro. Tra i motivi che analizzeremo parlando poi dopo, dobbiamo parlare dell'assenza di Osimhen, della probabile stanchezza, del famoso DNA che questa volta deve essere visto in un altro modo, e anche della questione tifosi. Se non riesco, se il video viene troppo lungo, la questione tifosi va messa in un capitolo a parte, perché poi non so quanto possa effettivamente aver influito sulla sconfitta di ieri. Ma con gli screenshot andiamo a vedere un pochino cosa è successo tatticamente, che qua non parliamo di gabbie sullo Lobotka. Ecco, mi si contestò all'epoca, disse: ma perché dici che la Lazio ha fatto una grande partita? Perché secondo me all'epoca la Lazio non fece una grande partita. La sconfitta con la Lazio doveva essere un brutto pareggio, mentre io sul Milan devo dire onestamente che hanno fatto una grande partita e tutti singolarmente hanno performato meglio dei nostri, erano messi bene in campo, erano mentalizzati, arrivavano prima sulle palle di nessuno e anche le seconde palle ci sono arrivati un pochino prima. Il Napoli non ha trovato soluzioni importanti, ci sono stati dei momenti di pericolo, lo abbiamo visto anche con gli XG, torniamo un attimo giusto per fare chiarezza. Il Napoli crea qualcosina, perché ricordo il tiro di Zielinski parato da Magnano nel primo tempo, l'occasione di Simeone che finisce sopra la traversa, il tiro di Mario Rui molto pericoloso, qualche altra cosuccia, però il Milan crea di più e dobbiamo dire che Meret qualche parata importante la fa. E quindi
ci permette anche di parlare di 0-4 e non peggio, perché poi nel secondo tempo ovviamente, come ha detto anche Spalletti, ci siamo disuniti per generosità, per disponibilità, per recuperarla, abbiamo poi lasciato troppi spazi e lì il Milan, che ha velocità, che ha fisicità, ci si tuffa. Poi anche cose imponderabili come Saelemaekers che diventa un driblomane e segna, ne stava segnando 2 così in assolo, quindi attenzione. E questo discorso che fa Spalletti, la disponibilità, questo poi ci deve portare al pensiero della Champions League, perché il Napoli non può poi pensare, nel caso in cui andasse in svantaggio, poi di disunirsi e di andare all'arrembaggio. Qua Spalletti secondo me sarà importante a spiegare ai ragazzi, questa è una cosa nuova, ci sono i due, se si va in svantaggio ci sono 2 partite, non dobbiamo disunirci, dobbiamo mantenere il risultato in equilibrio, questa è una cosa importantissima, quindi non aspettiamoci partite aperte. Ieri è stata una partita aperta, e in questa partita aperta, dove di solito il Napoli la fa da padrone, hanno vinto loro, forse noi un po' più stanchi. Andiamo ad analizzarlo. La prima cosa che porta al gol di Leao, si parte da una forzatura di Kim in uscita. Vedete come indietreggiano tutti quelli del Milan e vanno poi a fare le varie marcature. Qui Lobotka scappa, invece di farsi vedere va in avanti per portarsi indietro probabilmente anche Giroud e gli attaccanti, anche Krunic, quindi Lobotka va in avanti e qui Kim doveva trovare probabilmente Kvara in questa zona. Il passaggio non è precisissimo, viene intercettato da non so se fosse Calabria o chi altri, e poi il Milan ripartirà. Come vedete in questo caso Mario Rui è in questa zona perché si stava facendo vedere, si potevano fare scelte diverse. Ecco, probabilmente Kim poteva fare un passaggio più semplice o ritornare indietro, perché ogni tanto bisogna ritornare per farli girare un po' a vuoto. Da qui poi parte il contropiede del Milan, Brahim fa un gran dribbling che mette a terra Lobotka e Mario Rui in un solo boccone, e poi Leao farà un gran gol. Il secondo gol del Milan, quindi un cross di Bennacer, vediamo qui il pallone in questa zona, e qua onestamente io ho dato molte colpe a Mario Rui che viene in questa zona a raddoppiare Kim su Giroud, però sei piccolino e quindi non lo so se questa era la scelta migliore da fare, perché lì devi lasciare anche l'1 contro 1 Giroud Kim, e tu non puoi, puoi disturbare sicuramente, ma vedi che lasci qui poi dei giocatori liberi. E questo, in questo caso, visto che sta tornando Zielinski, Lobotka è già qui, Anghissà un po' passivo, devo dire la verità, in questa zona, cosa succede? Che si deve chiamare in causa probabilmente anche Kvara. Andiamo a vedere da quest'altra angolazione, devo muovere un pochino la fotografia, eccolo lì Kvara, lo vedete adesso inquadrato lì in alto sotto la scritta CBS Sport, quindi lo possiamo anche, ecco, lo vediamo lì. E qua dovevi accorciare, se vedi che Mario Rui sta stringendo al centro per aiutare i difensori centrali, qua tu devi fare una corsa e devi inseguire, credo fosse Calabria, non lo so, perché questo dovrebbe essere Brahim Diaz che poi arriva a concludere l'azione. Qui Kvara deve seguire e deve fare il terzino aggiunto. Queste poi sono le disponibilità che ha portato il Napoli a non subire mai gol, ne avevamo subiti solo 16 in tutto il campionato. Questa è una di quelle cose che devi dire a Kvara, mettiamolo sulla croce Kvara, no, però nell'analisi secondo me del gol dobbiamo vedere un po' tutto. Andiamo avanti. Non metto nei motivi della sconfitta l'arbitro assolutamente, però vale la pena per dovere di cronistoria di ricordare parecchie smanacciate sulla faccia dei nostri giocatori, quella forse più clamorosa e questa di Brahim Diaz su Mario Rui in una zona pericolosissima, dove Mario Rui non dico che faceva il gol di destro come l'unico gol di Gulam che ci ricordiamo dopo tutta la discesa così, però poteva prendersi un calcio di punizione importante, perché poi non abbiamo gli specialisti, ma quanti calci di punizione abbiamo diretti da tirare? E quindi in questo caso fallo di Diaz, non viene chiamato, Mario Rui si rotola a terra, e qua tiro le orecchie sia a Mario Rui che a Politano. Le prendete i colpi qua, li prendete
prendete le smanacciate, però non vi dovete abituare a cadere a terra e a rotolarvi, perché poi, se nel dubbio la cosa non è eclatante, che avete avuto un bel gomito in faccia violento, il VAR non interviene, l'arbitro non vi considera e la squadra avversaria ne approfitta mentre voi vi rotolate a terra. Quindi io ribadisco, le simulazioni mai, le mani in faccia se siete stati colpiti qua, mai. Rialzatevi, giocate a pallone, avete subito un colpo, benissimo, finite l'azione e poi dopo andate a protestare e a dire le cose vostre. E se c'è qualcosa di grave, il VAR interviene, ma dovete giocare a pallone. Questo lo dico a tutti i giocatori del mondo, compresi i miei, non esiste proprio. Tra le cose belle possiamo citare questo passaggio di esterno delizioso di Kvara, che crea poi il presupposto. Qui Mario Rui, che secondo me si sentiva anche un po' responsabile di un primo tempo non perfetto, arriva a riempire l'area, tira anche di prima intenzione verso Magnani, che poi parerà con la faccia. Questa era un'occasione clamorosa che il Napoli crea. Vediamo che Simeone lotta con Tomori qui, però si era creato perché era molto troppo indietreggiato Kier, un pochino passivo, e qui si era creata una buona occasione con Kvara, un potenziale assist per Mario Rui, purtroppo non è andata a me. Quando vi dico non buttatevi a terra perché non sempre può essere fallo, l'azione che porta poi a un altro gol del Milan parte da questo pallone conteso da Tonali con Zielinski. Qui Zielinski cerca di aggirarlo con un dribbling un po' forzato così, c'erano varie soluzioni, potevi passarla a Anghissà e poi andare per chiudere il triangolo, potevi tornare da Kim, potevi tentare un lancio diretto, hai la tecnica per farlo, invece si è un po' incaponito in questo dribbling. Tonali è stato bravo, non credo che fosse fallo, era una situazione al limite, e da qui poi riparte il contropiede e porterà poi al gol di Leao, veramente un gran gol in questo caso. Qua le dolenti note, qua riceve palla Saelemaekers, qua andrà in dribbling, andrà in realtà dritto per dritto perché non gli succederà niente, ma Kim sarà molto mollo nell'intervento, quasi si sposta un pochino il pallone. Rachmani cercherà di inseguire e di disturbare un pochino, rischi pure il rigore. Mario Rui perde un pochino anche Calabria, cerca poi di dare una mano ma si ferma, e Kvara c'era ma non è riuscito a intervenire. Abbiamo fatto fare un gol, poi il pallone finisce anche in mezzo alle gambe come spesso succede. Saelemaekers che fa un gol alla Kvara, è una roba proprio inguardabile. Come vedete si poteva qui con un po' più di ferocia andare addosso, gli fai anche un fallo, magari rischi un cartellino, però non gli puoi far fare poi tutto il dribbling e lo fai arrivare in porta, perché poi questo succede. E qua bisognava chiudere prima, lo devi spendere alle volte un fallo, lo puoi spendere, però già stavamo sul 3-0, probabilmente il Napoli aveva già dato forfait, ecco. Una cosa bella è che su questo pallone, indovinate chi la perde? Lo perde Bakayoko, abbiamo perso contro Bakayoko, ricordiamolo sempre. Kvara di prima riesce a servire di esterno Raspadori, che andrà poi in solitaria, inseguito da Calabria, che poi ha cercato di chiuderlo sul finale. Peccato, perché Raspadori è entrato molto bene, questo fa ben sperare per le prossime partite. Riesce a resistere, poi fisicamente è tosto Raspadori, è piccolino ma è tosto, riesce a resistere alla carica, arriva fino alla fine. Peccato due volte, perché ecco, come vedete da quest'altro screenshot, quando Raspadori arriva al tiro c'è anche la chiusura in extremis di Kier. Kvara, come vedete, aveva seguito l'azione. Qui Raspadori con un po' più di lucidità, chiaramente sei appena rientrato, hai fatto una corsa di 50 metri, avrebbe potuto dare un pallone rasoterra facile per Kvara e probabilmente sarebbe stato un gol a porta vuota, almeno il gol della bandiera all'83esimo non cambiava nulla. Però sai, chiudi un triangolo lungo, se ti senti almeno la questione così, dici vabbè, almeno in attacco non siamo completamente avulsi dai pericoli che possiamo dare, c'era la possibilità di farlo, non c'è stata lucidità, va bene lo stesso. E allora, per completezza, non ho scritto nemmeno quelli che sono subentrati, perché poi sono sostituzioni che servono più per non stancarti che non per cambiare la partita. È chiaro, al 68esimo entrano Lozano al posto di Politano, Elmast al posto di Lobotka e Ndombele al posto di Zielinski, quindi Anghissà diventa
fulcro centrale in questo caso, e non mi è nemmeno dispiaciuto. È la seconda volta che lo vediamo anche con il Monza, una partita completamente diversa, il Napoli stravince, però in questo caso Frank centrale è un'idea che secondo me si può anche considerare, metti più centimetri, l'ho visto anche meglio fare qualcosa di meglio rispetto a quando è Mezzala. Però andiamo con i voti velocemente. Io a Meret mi sento di dare 5,5. Prende qualche gol in mezzo alle gambe, ne prende tanti purtroppo, non è sempre colpa sua, qualche parata secondo me la fa. È difficile dare la sufficienza in 1-0-4, onestamente mi sento di dare 5,5 a Meret. A tutta la difesa do 5 per motivi diversi. Di Lorenzo ha sofferto Leao, quindi non è stato nemmeno tanto efficace in attacco. Rachmanic ha provato a mettere una pezza, però lì è mancata anche forse un po' di costruzione, un po' più pulita, ricordo un passaggio che poi finisce direttamente in fallo laterale. Kim ha dimostrato di essere stanco e quindi lì si può discutere, ma poteva saltarne qualcuna prima o poteva saltare questa. Ovviamente col senno di poi è facile e abbiamo tutti ragione. Per quanto riguarda Rui, sì, lo ritengo responsabile in un paio di gol, però ci ha anche provato, non molla mai, quindi tutti 5 per motivi diversi. Per motivi diversi 5,5 a tutta la mediana. Lobot che è arrivato anche al tiro, Zielinski è arrivato al tiro, Anghissà attacca e stacca, qualcosa l'ha lasciata per strada, ma poi è cresciuto nel secondo tempo e ha cercato di metterci fisicità e presenza. 5,5 perché comunque non siete stati decisivi e hanno fatto una grandissima partita Bennacer e Tonali e Krunic, quindi hanno perso i loro scontri diretti. Politano, altro discorso che porta al 5,5, era molto vivace, ha messo in apprensione Teo Hernandez, gli è mancata un po' di precisione nell'ultimo passaggio, mi piace quando va col destro, però non sono stati cross pericolosissimi. Idem si può dire per Kvara e per il Ciolito, 5,5 a tutti e due. A Kvara vorrei dare 6, però penso al primo gol dove poteva seguire fino alla fine Calabria e quindi aiutare anche Mario Rui. Do 5,5 a tutti e due. Ciolito ci ha provato all'inizio, però è stato servito anche pochissimo, è un peccato poi dopo dare addosso a Ciolito, perché poi parliamo del fatto di Osimhen. E Kvara che mi è sembrato anche in palla, è pericoloso e ha creato apprensioni, poi non è riuscito, un bel colpo di tacco, un bel tiro, però poi non è riuscito a essere decisivo. E nello scambio di magliette tra Leao e Kvara, Leao si prende la palma per una volta nello scontro diretto di quest'anno, perché se ne parlerà sempre, del migliore in campo. Quindi questa è la situazione. Ci è mancato Osimhen. Io dico, il Napoli ha fatto a meno di Osimhen per 7 partite, abbiamo vinto 7 partite, forse quello era un Napoli tra virgolette più duttile, perché ricordiamo squadra giovane che si stava amalgamando, ecco, non eravamo ancora così tutti abituati a fare il gioco che abbiamo poi imparato a fare con Osimhen. Quando rientra Osimhen il Napoli va quasi a memoria e sa come trovare le soluzioni quando ti vengono addosso. Osimhen ti garantisce quella pressione continua sui difensori, anche psicologica, e quindi più che la mancanza di Osimhen probabilmente avremmo perso anche con Osimhen, però perdi qualcosina anche nella costruzione quando non hai Osi, e abbiamo fatto a meno di lui meglio prima perché eravamo più duttili, non eravamo chiusi in uno schema che oramai conosciamo a memoria. Quindi il Napoli si trova probabilmente in questo momento meglio con Osimhen. Vediamo se con Raspadori si tornerà a fare un gioco un pochino più corale, con Raspadori che viene al centro, o se si continuerà con Simeone. La stanchezza sicuramente da tenere presente, perché ce lo hanno spiegato, i vari viaggi, può essere una stanchezza anche mentale quando la stagione comincia a essere lunga. Il campionato non è ancora lungo, il campionato sta finendo, mancano 10 partite, quindi un po' di stanchezza è normale, e a Spalletti chiediamo conto di aver comunque overusato e quindi un po' usurato alcuni giocatori. È il prezzo di essere più tranquilli e di poi non dare un messaggio di questa è la partita facile, facciamo turnover. Oramai la stagione è andata così e quindi devi continuare così. La questione del DNA, onestamente, se dicevamo allora in Champions il DNA è diverso, il Milan ci batte in Champions,
abbiamo spiegato con una partita che non c'entra niente. In campionato è una storia, quindi il Napoli doveva fare un sol boccone del Milan in campionato e poi perdere in Champions, e invece no, il DNA viene sul lungo, non viene sulle partite poi secche, e questa è una partita secca. Il lungo sta andando meglio il Napoli, in Champions non significa che adesso siamo spacciati. È chiaro che il Milan ha preso fiducia, però quel discorso che dobbiamo per forza perdere in Champions mentre in campionato andiamo benissimo, come vedete non ha senso, e quindi il Napoli riparte da 0-0, sa come può far male il Milan. Non ci andiamo presuntuosi, ma non credo proprio, perché Spalletti ce l'aveva detto bene, esultare per aver incontrato il Milan è una follia, e quindi almeno non ci andiamo con quella storia, dice siamo favoriti contro il Milan, guardate stanno a 20 punti, ma ci hanno dato 4 palloni, e quindi staremo con le antenne belle dritte al 100%, e il Napoli vorrà dimostrare di reagire, ma deve reagire subito con il Lecce, perché poi dopo si va in psicosi se non reagisci subito con il Lecce. Se reagisci subito con il Lecce, poi dopo vai alla Champions con un'altra mentalità. E la questione dei tifosi, onestamente il video è troppo lungo, perché la questione dei tifosi merita un video a parte. Io ho ascoltato dichiarazioni di un rappresentante dei Fedain, abbiamo capito alcune cose, ma veramente lo voglio approfondire, probabilmente vi arriverà domani, cercherò di fare altre ricerche, perché non si può liquidare con un paio di parolacce e dividere ancora di più una piazza, perché l'ambientino è veramente terribile ed è una cosa surreale, un Napoli così bello, così forte, che poi trova tutte queste spaccature di cui si parlava all'inizio. Allora non siamo pazzi che parlavamo di queste spaccature all'inizio. In questo ambiente non si sta bene, e questo farà riflettere De Laurentiis, farà riflettere Spalletti, farà riflettere alcuni giocatori. Da New York, Valerio Fluido è tutto, aspettatevi approfondimenti domani. Per quanto riguarda i tifosi, fatemi sapere la vostra, io leggo sempre tutti i messaggi, lasciate i like. Non è successo niente, lo scopriremo solo giocando le prossime partite. Per quanto riguarda il campionato, state tranquilli, la Champions è tutta un'altra storia. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.